questo rumore trapano. Ma si traduce. Meno male, si sono scaricate le batterie. Signor, io ve l'ho detto, lo so che siate scomodi in questa posizione, ma qua stiamo vivendo tutti con un certo disagio. Guardate che sono 5 giorni che stiamo prendendo la sommerità, mi è venuto un male esagerato. E poi signore, io ve l'ho detto, io non vi posso sciogliere senza permesso. Ma aspettate, ma sapete che faccio? Lo soggetto collega mio, chi l'ha fatto abitare in una scuola di sordomuto, forse capisce meglio la vostra mimica. Aspettate, guardi! Non sono i guardi! Tu ti guardi fuimo! E guardi, ma se tu sì, a rischiarsi di sparare! Ma che fai tu? Niente, la signora che si sta agitando! La signora si agita, la signora si agita! Figlio, voi non vi dovete agitare, avete capito? No? Ma che vi credete che vi abbiamo invitato in uno scialetto a svita? Ricci! Alla villaggiata! Ricci! Questa qua è un sequestro di persone! Ricci! E ciò sto dicendo! Ma tu non lo dici! Ciò fate dicere! Non lo dici! Vabbè, ma ciò dico! Dunque si dove stiamo dicendo? Questo è un sequestro di persone! E se vostro marito non paghi 100 milioni di riscatto, non vuoi! Vediamo a bruchito tutte e tre! Dico, mamma mi sfrutta tu! Pasqua, ma tu ti scusate che l'hanno miseria a prendere il re! C'è ragione! E tutte precauzioni inutili, pure perché a cattura non ci sta altro che verde e silenzio! Verde morono, tranza mortore, Bravo. Perché se mi era dubbicato un po' là, Pasqua, è tutto a tuo poco quando stai facendo la qua! E che ci potremmo trovare i cani un po' all'improvviso! di cane! E di la polizia che passano tedesco! A me già sta cosa mi fanno poca impressione! Ma era l'idea che i cani mozzano! I cane mozzica! Ma perché la miseria non ti mozzica? E riebata, la fame non ti mozzica! Pasqua, io oltretutto sono convinto che a casa signore non ci esce niente! Ma niente, tu volessimo una casa signora! Pasqua, ma che facciamo una casa signore? Secondo me, il marito se lo ha da un dietro, non possiamo... Non caccio manca una lira! Ma noi siamo già d'accordo con il marito! È tutto a posto, caccio tutti i soldi, credo! Ma c'era già tutti appuntamenti, non si è fatto trovare nessuno! Pasqua, avessimo fatto che noi stiamo a capo, noi chi lo sta stato in poltrona a casa sua, a fare 4 salti! Ma tu hai ascoltato prima appuntamento a chi sta docendo E in dozzo! e sapevo si fatto che se non fiamo o leonari in del coso, anche Puccioriolo! Puccioriolo! Sparla! Ah, gabbio! Come si preciso! E un Così secondo... non dà appuntamento, ma non ci va a mandare fuori a chiesa, Santa Calista, bravo, non Santa abbandonata che non ci sta mai nessuno, non trova mai nessuno. E invece che la sera ci seguiva o cardinale, o prefetto, la processione dei fedeli, la banda musicale e pure i fuochi d'artificio, sì! E noi non sappiamo che era un compleanno dello santo, scusa. Addio, ma che può fare? Siamo stati sfortunati. Ma non ti preoccupare perché un marito della signora si purga. Si purga! Pasqua, ma che fai? Io si purga e tutto caga sotto! Pasqua, senti qua, e se a che se non viene qualcosa che faccio, impazzisce! Pasqua, si imbocca! Io non ci volevo venire, io non volevo fare! Insomma, che teniamo in tempo, non è niente. Lo sangue è business! Non dobbiamo essere uomini, dobbiamo essere forti! Non dobbiamo essere coraggiosi! Ma pagano! Ma la signora! Signor Gianmaduca! Pasqua, l'uomo si cala all'inizio! Non ce l'hanno facile! A condizionista facile, sì! Pasqua, ma secondo me ha dato qualche esigenza impellente, che saccia? Ah, vogliamo sciogliere un po'? Sciogliere? Io non mi assumo responsabilità. Andiamo a sciogliere, chiama a giornare la batteria. Chiama a giornata? Io sta tutto assorto con una penna a mano, secondo me sta scrivendo qualcosa. Come ma stessi scrivendo una lettera al marito della signora? Già se tu non sai la calligrafia, ma era tutto quanto. In questi casi si piglia nei giornali, si date nel letto. Fa zecca e si mandano. Ma buio, Bravo. Gennaro! Chi è? Se non ci dice la parola d'ordine, chi lo quanto lascia alla Hai ragione. Gennaro! La birra è fredda, puoi uscire! Gennaro, la birra è fredda! Non ma come non ti paura che si fa? Diciamo la verità, sti rumeni alla dinda, Io stavo dormendo, io stavo componendo versi. Cautamente stomaco. Sentite quanta ironia ci sta in questa satira contro gli invidiosi. Ma a chi ci hanno affidato? Nell'orto bello di Messer Limone c'era un soave odor di limone e un gran bel cacatone. Guarda che puzza. Oh, quando era signore? Sì, ma tu così guai, a parte a capo di mettere a scrivere poesie.
Qua ci sta la signora che vorrebbe parlare. Oh, la signora vorrebbe parlare! Due donne in voluto mai, o vizi, e i ciucinia, e i papettia! Ricordati, dobbiamo essere cinichi, capito? No? Mica torvi, quella è una parola più forte che questa qua, io la leggevo sui giornali, proprio mi spremenava la paura, ma mi piace essere torvo, spietato, anzi bieco, Cinico, abominevole, repellente, solluso. Beh, la signora sta aspettando. oh, stai aspettando, perché avevamo un appuntamento noi, sì, poi sai che faccio, gli mando un bel mazzo di fiori con le mie scuse, ma che vi credete voi, che stiamo seduti comodamente sulla sedia come state voi a pettinare le bambole, sì, voi non dovete dare fastidio, miliardaria del cacchio, e rispondi, scapuzziati, che sennò qua mi scioglie il trezzo e faccio pazzo! Guarda che non rispondo, dai! Non sei mai maggio. Ma ascoltate che non mi siete a prendere il re. Guarda, ti viene pure le tappe in terreno, chi ha dato proprio lo mettevo pure un suo, e mangi che mi sto un casino, E allora che faccio? Stappa. la birra fredda, La birra è fredda. stappala, A billo. Oh, c'è la signora! Ah sì, hai ragione. Ecco qua. Pure un po' cavo. no! La bocca deve rimanere chiusa, anzi ringraziato Padre non tengo una cucchiare e una sacchetta di cemento che sennò la pigliassi come una furnacella vecchia. Gianna, ma che la pure sia Luca, ma che vuoi che sente qua? Oh, guardate che cretino, che si crede che io l'ho imbavagliata per non farla urlare. No, io l'ho imbavagliata perché ogni tanto che mi avvicinavo, che mi sputava in faccia. Sì, ma quando pensavo che tu volevi fare sporcaccione questo? Ma chi? Dallo coi tassi non sopra, Ma ne piedi legato, quella era l'unica arma che tenevo, sa pure. si ma lo faceva proprio. Che lei non mascolona, essa. Senti, la signora può tenere esigenze, ma che ne saccio? Una mosca in faccia, un prurito. Ma voi ve l'immaginate che significa tenere un prurito in cuore? E non si può rattare! E allora me la vedo io, non mi preoccupare, che qua ci vuole un po' di talco, un po' di tatto, un po' di tatto. Signora, la guarda, che la signora la prova! E con questa? Ecco questo, la vita ratta. Nuvio! Chi? Io sta parola ce la prova, che? Sì, ormai la signora capite che siamo tre gentiluomini. Non sputo più. E allora, signore? Ma da fiducia, A scuola vieni qua, vieni qua subito, sorveglia la signora, non fa come sempre come prima allarma, e tu cucina per l'aria! A casa del mio guardiamo trovo questa cosa, ma ne capisci che lo regalo, vabbè, fa ne mio nipote, sa che fa? Mi sputo le facce! Non fa senta! Gira! Signore, questa mi spara, Sì. Ah, tu capito? Che la spara, no da sciacca! E da questo momento in poi la bocca dovrà essere usata solo a scopo di conversazione, E mi raccomando, io da questo momento le concedo di dire solo parole singole, come per esempio mangiare, dormire, grattare, bere, mi raccomando. Una sola parola, come nei telegrammi. Ci siamo spiegati? Sbavaglia la signora. Subito! Ecco qua, qui. Ecco qua. Non l'era mai sentito uno struzzo rullante di frutta! No. Se ne l'ha avuto con te! No, veramente a me mi passa cumulativa! Ma dammelo la lezione! Vai, niente vendette personali! Camarechino, non ti preoccupare! Non è che ci avremmo una raspa, una grattugia, un bel poco di filo spinato con cui grattare delicatamente a questa cara signora, A roba pura, arretarecchio! Sul collo? Sul pancino! Ma insomma, ma perché non rispondete? Voi potete parlare! È sul sedere! Susa! Scusate, come avete detto? Sul sedere! Porca
guardate che scostumata, che la signora la prova mazza. E annuncia brucio, c'è là! E come si fa? Che dici tu? E se vogliamo lo potremmo considerare come un mero atto di assistenza infermieristica, un pronto soccorso. A proposito, ti voglio confessare una cosa, io se dovessi tornare a nascere e potrei essere un oggetto, mi piace assai essere un'autoambulanza. Ambulanza. Mi piace che lo fatto che ti arravanare. Dizzi che la barrolanda e tu corri per tutta la città. È meglio che faccia l'infermiero, va. Signora, alzatevi in piedi. È arrivata a caposalo, quando mi esce l'iscella. Che lo fa pure spiritoso. Alzatevi in piedi. Ma come faccio se tengo i piedi attaccati? Guardi la ragione. Guardate che io non cedo alla pietà, io cedo alla logica. Nicola, scioglie pietà sì. Ah, ma mi sono visto troppo grandi, ramma visto. Signore, non me ne capisci, chiama a parecchio. Ecco qua. Ma che è stato mo? Niente. Salendo, puzza. Allora, torniamo a noi. Allora, vi prore la natica destra? No. E allora vi prore la natica sinistra? No. Guarda che sta la prore proprio in mia... Allora il meglio può usare uno sucro. Oh, ma fatto si hai visto? Questo è uno di quei tanti problemi che non avevamo previsto! Il prurimiento interpaccario della signora! Ma io penso che già sta proprio niente da fare però, Io mi arrendo al pudore, mi arrendo alla morale! Senti, lasciami una cosa. Per salvaguardare le nostre mani, Sì. sciogliessero. Ah, subito. Ecco qua. Ecco. Viva libertà! Ehi, ma che stanno facendo? Come state facendo? Guarda. Ma mo avete le mani libere, no? Grattatevi da sola, con decenza, mi raccomando, che noi ci portiamo a giro. Ma non fa niente, grazie. Mi è passato. Ma come l'è passato? Ma allora voi facevate sì! Ma allora questo ci vuole sfruttare! Questo ci vuole provocare! Badate bene, che io vi do in pasto a queste due belle famelite! Io chiamo i gladiatori del circo! La birra è fredda! Allora la pigliata là! Ma che sta? Ma Margiolino che sta? Guardi, guardate, visto che riflessi pronti, e scattare! Ma che riflesso per te, ma che tiro di bene? Ma tu non mi sembri, no? Tutto la pianta sempre! Ma mi piace di passare la casa. Ma che state che non si può lasciare poco solo caso di sa ricetta? Che diavolo! Aspettare! Grazie. Mamma mia, è venuto proprio qui sotto cuore! È verità buono che in da burzetta amici stanno dei gocce corammini se Ma serve. guarda, guarda, io non ho bisogno di niente, non voglio niente da voi! Non vi illudete, che io vi lascio così solo per 10 minuti! Per la circolazione! Questa è una banda scema. Voi dovete vedere ancora quello che deve succedere. Pasqua! Serrato! La magazzera che la serratura è rotta! Zorra la porta! A mio presepe non va più! Luca, Ma da passare notato. Che sta una comitiva scema. Senti, ma che ci vuole tu a farne un po' la porta, metti lo sgabello dietro, ti siedi sopra ed è fatta! Ma che volete? Che ne sapete che venivano i varioli e che scassava la mascatura? Ecco qua, sono diventato un paletto la porta! E tu sei nato, Paletto, hai proprio la misura giusta. Ma che volete? Questa è una casa che mi ha lasciato in eredità mio nonno assieme a acqua, luce e gas tagliata. Sono proprio debiti genealogici. Io praticamente ci vengo poche volte, ma ultimamente la usavo solo perché le cambiali dei miei debiti le firmavo a questo indirizzo qua. E infatti avete visto, quando siamo arrivati, io ho riempito ben 2 buste nella spazzatura di avvisi di cambiali non pagate. Il dolore di un uomo ittato in tavolezza. Per favore. Dica. Ma potete almeno far zuletti. Il mio cataruccia, signore. E che volesse chiamare roba? Io sono sensibile a questo. e tenete signor chi sta pulito. Ci voleva proprio, va. Ma
fuori da chi sto? Vi sembro spietato, chiamatemi pure torvo, anzi impiego che a me mi fate felice. Ma che ne sapete voi, che ne sapete? Perché un povero uomo come a me mite, tranquillo, incensurato e diciamocelo pure abbastanza cacasotto, si mette a fare queste cose. Cara signora, è per non tremare più, sì, perché io mi sono reso conto che per vincere la paura uno si deve trovare dalla parte di chi fa paura. Ed ecco perché sono diventato truce, perverso. Io sono il bruto, il famigerato Gennaro Cozzechella. Ma faccia tu! Discutete a caspia, il discorso fattore economico. No, si capisce, ma secondo voi è giusto che voi avete un guardaroba pieno di vestiti? E mia moglie, quando deve andare a una festa, sa dare un giro saponare! Sta piaranzino con me! È chiaro allora che uno davanti a tanta gente che si arricchisce con lauti e opimi ricatti dice: ma fammi aprire, o potesse fare pure un ricattuccio piccolo, modesto, quasi insignificante, se vogliamo poi. Ma che sono 100 milioni? Ma che succedono lì? Ma soprattutto, chi l'ha visto mai? Ecco, è quello ribasso eccezionale, è un vero affare per quel riccone di vostro marito. Non piangete, che qua a causa delle nostre rapide siamo rimasti a corto di fazzoletti. Ma io penso alla mia famiglia! Come questa famiglia? Io penso al mio marito! Voi non ci penserete, ma io sto pensando a mia moglie! Con guaini! Mi pensa che un disgraziato cornuto! Se passa vuoi, mi stai facendo gli anni per sanzani! Chissà come si sta approfittando della mia assenza! Stai con te? Chissà come si sta divertendo! Stai su te? Chissà come si sta cagliando! Stai su te? Sto su te! Ma chi ricorda? E certamente si capisce, quello mi odia! Ma tu stai sedendo? Quello tiene la mano! Ma tu stai sedendo? Voleva il divorzio, voleva! Ma tu stai sedendo? Sto su te! Figuratevi si morma la narina a voi come fa tornarmi a casa! Vabbè, ma voi state sentendo? Chi l'ha pigliato Allora i soldi ci stanno, non la date retta a queste che i soldi escono, quella recita, ehi, quella recita, quella è una Filumena Marturano. Ah, sto recitando! Sentite, signor nostro! Voi siete talmente un cretino! Ma talmente un cretino! Ma talmente un cretino! Che si facessimo una carescia e noi arrivassimo per seconda! Stai sentendo? Signora! Ma qua, signore e signor, voi resterete senza una lira! Voi resterete con una morte da 7 lire! E se siete cristiani, ci arrosonite pure i soldi alla funerale! State sentendo? Uè, non chiama più Filumena Marturano. Stava a finire che ci andiamo con una mano avanti, è nata re. E che diavolo fosse ma così scalognato pure da delinquenti! E io sapevi, non ci volevo venire! Ma ti faccio vedere se la signora non cambia opinione! Io? Pazza! Pazza! Ma caruno! E allora mi dispiace caro signore, se è così che il vostro marito non caccerà nemmeno una lira, allora dobbiamo fare quello che noi abbiamo minacciato. Che cosa? Pasquale, violentami un attimo alla La parola faccio, ma non mi ricordo più come si faccia. è pure spavalata! Dico, gentilmente, straccia quella che mi sa che sei. Straccia! Straccia, che quello. Avanti, sporcatemi! Ma signore, ma che sta facendo? Sporcatemi! Capite, sta dicendo proprio sporcatemi! Che stiamo proprio che faccio mezzo zuso! Guarda com'è pallida, guarda! Quella starà tremando tutta quanta! Vi facciamo paura, No, ma facete una cosa in tosto! Ma voi ritenete ancora che vostro marito non pagherà il riscatto? No, non lo ripeto! Hai visto? Non lo ritiene! Lo giuro! Straccia con quella che sai! Straccia con quella deve vedere questo manichino di lusso! Che noi ci abbiamo la forza! Che siamo forti! Cacchio! Manteniamo la calma! La signora vuole fare la forte! Vuole fare l'eroina! L'eroina! Sta drogato! Guarda loco! Ehi, Pasquale!
sei incantato Pasqua! Guarda, che ti pare un collo in due anni, Pasqua! Violentami una signora! Ah, già fa? Violentami un attimino la signora! Ma dici no? Non mi manda a letto a trovare che manda la signora! La mia sta a letto, come? Guarda, l'hanno messo pure lo zombie qua! Signore, non cannate vittoria, che io ho l'arma segreta! Io ho il mandrillo di Casavatore! Nicola, va! Mamma mia, che male pazzo che mi è brutto giornale! Ma che lo sanatorio, Mamma mia! Ma non ho capito, ma voi mi lasciate proprio nel momento del bisogno! Appunto, quando c'è bisogno, c'è bisogno! Ma voi mi lasciate solo davanti a questa impresa così ardua! Io sono distrutto! Logorato! Ehi, aspetta. Ma che c'è incinta che se ne Sto aspettando pure. No, ma pure presto, no! Io sto aspettando a 20 anni sia per questo! No, la ultima panza solo! Faccio la bella buona! Fammi vedere! Faccio fare la bella figura! Vabbè, mi immolerò per la causa! Ma come si fa così? Signora! Signora! Marì, ma tu non mi sei, ma perché li guardo giù? Guardate che ti guardo che mi è sgranata così! Mi faccio pure, poi vedere la parte chitarra! Ma voi non sembra capace! Signora! Signora! Signore, sapete che cosa vi dico? Vestitevi che a casa è troppo umidità però! L'hanno bussata! Mamma mia! E non dare una mosca, la pancia parecchia, ma mangia una! La mangiate ora! Lascia currucare! Andiamo a che sei! Ma lei tu ti ricordi? La birra è fredda, la birra fa schifo! Porta questa delinquente, attaccala là, dai! Non state là! Guardate! Ci è! Chiamami Peroni, sarò la tua birra. È arrivato solo tappa! Ma chi è? È mia moglie! Ma perché ci avete visitato come fate la sera? Ma tu non lo immagini proprio, ci avevamo dato 7 mandate a questa mascatura! E che si deve E fare? stavamo cercando la chiave! Va bene, e sono trasferito sotto la porta. Perché non si tira sotto questo tavolo! Ma la signora addosso? Signore, sta partorendo, ma non ti preoccupare! Tu, piuttosto, sei stata al pozzo morto di Contrada San Sebastiano! Come? Vicino a Torre Salace? I soldi! Sì, e niente, c'è con niente, non è venuto nessuno. Ha già aspettato un quarto d'ora e poi sono rimasti a Torre e Ma non è impossibile, allora chi stai bruciato? Che stanno un traditore! Io lo sapevo, io non ci volevo venire! E non lo dire più, fammi un piacere personale! Signore, ma voi gli avete telefonato l'altra volta come si era stabilito? non tengo i piedi flagellati! Io perché ogni volta la cabina telefonica mi ha già avuto a lungo! Tu! Cazzo, San Gennaro ha fatto un miracolo! Ma sì, Ma senti, ma tu dovevi minacciarlo, terrorizzarlo! E l'ho già fatto! Commentatore Aristi da Fischia! Io sono che stava e fastidiato quella Nazare da Nazare! Se non mi ha fatto subito riscatto, io vi ho letto la stramo! Mamma mia! Ma che è? Ma come mi violenterà vostra moglie con la voce di donna? Con la voce di donna! E che la fa, voce no? Azza la fa! Tu dovevi dire mio marito violenterà la signora! Vabbè! E quindi il telefono diceva mio marito violenterà la signora! A così passava per una moglie che si compiace dell'adulterio! Che non si può sentire, non si può sentire! Ma come una situazione di questa emergenza che ne parla di adulterio! Uè, ma io non mi attacco! Io ti posso perdonare qualsiasi cosa! Ma non ti perdonerai mai di essere una moglie adulterata! No, guarda, io che qui posso dire? Io una grazia ho richiesto vada te, noi che ci resta 2 minuti di intelligenza, ma fa capire quanto è scemo! Non ci capisco. Ma date un minuto però, andiamo! Gennaro, vai! Fatta sì! Cari amici, la mia futura vedova ha combinato guai troppo rosso.
io tra poco morirò di crepacuore, ma non importa perché comunque sarei morto di crepascatole. Solo quello che voglio è che voi mi perdonate, perché qua non avevo niente più, è finito! Io lo sapevo! Non ci voleva bene, basta! Ma insomma si può sapere che Alex... Imbecili! Ma perché ci conosci? Non signore, che sto di chi? Imbecili! Arit, faccia a me! Per carità signora, una lesbica no! Non lo fate! Oggi stesso pagherò il riscontro! Mamma risolvi da piano, bravo, bravo! Ma vede che li sono corte e malagava! Arita che ci faccia a me! Arita non vi preoccupate! Oggi stesso manderò fede al mio impegno! Riuscite ma non state a casa! E io mi porto i soldi fino a Magnero, dai la mazza che sei! Io non c'entro, ma che fate? Era dell'indirizzo della casa nostra al commendatore! Ma si scema, l'indirizzo della casa no! No, No! Ci ha giurato l'indirizzo e no, l'indirizzo è cara casa, l'indirizzo è caro paese! Forza scuola! Ho detto così, commentatore, oggi stesso, pigliate i soldi e metteteli nella borsa e a mezzogiorno trovatevi vicino alla seconda fermata della Corriera. Dopo poco arriverà una bella signora. E a chi ci mandiamo? Gesù, sono io la bella signora. E chi lo può avere venire? E chi lo quando avere venire dice oh piezza copra la signora è arrivata ma piezza sotto quando arriva Sammi ci accorto che sarà la valigia uno per l'altro. Ma non signori, ce l'ho già spiegato un po'. Una bella signora vestita così e così. Appurate la borsa un passo da lei e andiate. Dopo pochi minuti Si è fatto una borsa. vostra moglie sarà disciolta. E l'ha pigliata per una spinina effervescente. Guardi, però faccio cagare su cose che si fanno di notte. Ah, bravo! E se dovignavano per una bella femmina. Allora ha detto, quello Pasquale non capisce le insidie del buio. Scusate signora, ma un maniera sessuale. Solizio! E intanto qua si è fatto quasi mezz'ora, noi ci amano. Ma scusate, ma era punta primo fuoco. Hai fatto bene. Comunque mi chiama così la mangia, Finalmente si mangia un po' qua. Mamma mia. Però, prima mangia, io voglio sapere se la signora non bisogna qualcosa. certo che ne va pure lo sa come tutta svestita Come? Che ne so che quando la signora? No, ma che L'avete spugliato? Ma che cosa? Perciò 3 euro per fare la siccate. Ma quando mai? Guarda, te lo giuro che Sì. quella la signora si è spogliata da sé. Vabbè. È perché c'aveva quella cosa, come si chiama? Il fuoco di Sant'Antonio. Non mi saltavi, se te ne va a fuoco la signora. Ma che può fare? Disgraziata! Ma- E da un'altra